Mettiamo uno che anche se va tutto male e ci siamo bruciati Diaz, pazienza. Poi invece Diaz e i suoi collaboratori, fra i quali, spiace dirlo, Badoglio, il quale ha delle grosse responsabilità per Caporetto, ma dopo come vice capo di Stato Maggiore è uno che dà un'impronta forte di modernizzazione all'esercito italiano. E anche per quello che poi la commissione d'inchiesta su Caporetto non lo tocca Badoglio, perché è diventato un uomo prezioso. Diaz e Badoglio cambiano tante cose. Cosa cambia, per esempio? Il modo di fare propaganda con i soldati. Che con i soldati si debba fare propaganda perché quello che pensano i soldati è importante. Cadorna avrebbe detto: ma perché i soldati pensano? Ma figuriamoci, 1 milione di analfabeti. Invece i soldati pensano e sentono. I nuovi comandanti lo capiscono meglio questo.